Saluta, mi chiamo Gian Cristóvão Abraham Pitilon, ho 18 anni, sono studiante in BTS NDRC in alternanza al liceo Letizia Bonaparte in Ajaccio e sono di Bastiglia. Allora, Corsica per me è prima di tutto un mio paese, è un luogo da zonato, un luogo dove ho la mia famiglia, le mie amiche e quelli che mi sono cari, e un luogo dove io va la mia vita. Allora, il più bello ricordo per me, è vero che ne ho parecchi, ma penso uno che mi fermerà sempre in mente è un ricordo che ho in paese, con forse che quando avevo 5-6 anni, come cucine garnelle o messia, falava sempre a Piero Pani, a Piazza Ieja. È vero che dopo, sino all'ora di mangiare, stavamo sempre con gli anziani in un banco così. Dopo, per spiegare perché mi è stato in la mente, non sarò mica capace di dirlo. Ma è vero che è stato il più bello ricordo per me, ecco. Allora, il luogo dove mi sento bene, manca di là in paese, in Bastiglia. È vero, quando ho tempo, la possibilità di culare, lo faccio subito, di regola e fin di settimana, la domenicata, ma fuori di qui, per me basta essere con gli amici e quelli che mi sono cari. Una personalità per me, non ho mica una personalità precisa, è vero, ma ho parecchie persone che mi ispirano in parecchi domini, per esempio in un dominio professionale o in un dominio politico o militante, ma è vero che non ho mica una personalità precisamente che mi ispira. Allora, per me sarebbe stare qui, posto che ho studiato qui. Ma più largamente iniziare subito sta qui, perché c'è stata una lotta giusto appunto perché i giovani partivano a fare studi che lo fossi in Nizza e Marsiglia e c'è stata una lotta giusto appunto per l'apertura dell'Università di Corti, dunque allora non si può più dire ai giovani di partire. Ben intesa, se c'è la possibilità dopo di partire per migliorare il livello o il dominio studiato, ciò parte, ma ben inteso questo va dopo di rivenire e di mettere a pro tutto il imparare a lui a pro di Corsica. Allora, Corsica è vero che sono molto inquieto, già quando vedo la situazione nel mondo, mica forse in Corsica sono molto inquieto, ma dopo per me il mio ideale per me sarebbe forse un'utopia, ma sarebbe una Corsica di carraggio con persone che parlano di corsa, una società corsa, come era 50 anni fa, con persone onesti che lavorano giusto appunto per lo sviluppo della corsa. Allora, la Corsica in una parola dice coscienza. Perché coscienza? Perché è vero che i giovani allora d'oggi non hanno più questa coscienza, ma siamo per la lingua giusto appunto, di sapere perché ci ha imparato parlare e tramandare la lingua e in un senso più largo o valore di Corsica allora d'oggi per partecipare giusto appunto alla vita di un XXI secolo.